Siamo con l'avvocato Fabio Dalla Mura di Federcontribuenti Veneto e parliamo di un caso di appunto un signore Ravazzolo che ha un'autofficina in zona industriale a Padova che non riesce più a pagare le tasse. Voi avete delle richieste precise da fare al Comune di Padova? Sì, il senso del nostro incontro odierno è quello di mandare una proposta all'amministrazione comunale nel senso di adottare un provvedimento che è già stato adottato l'anno scorso dalla precedente amministrazione comunale, cioè quella di in qualche modo sovvenzionare con un importo cospicuo, l'anno scorso fu di 500.000 euro, una sorta di sgravio della imposta Tari gravante su determinate categorie di aziende, le quali, come nel caso del signor Ravazzolo, si trovano a dover pagare delle somme per questo tributo che non sono effettivamente correlate rispetto alla quantità o qualità di rifiuti effettivamente prodotti, perché come nel caso di questa autofficina e di quasi tutte le autofficine ricordiamo che il 90% dei rifiuti prodotti vengono asportati e conferiti a vari consorzi speciali, come nel caso degli oli esausti, delle batterie, delle gomme, dei pneumatici, di quant'altro eccetera, e questi servizi vengono già pagati e quindi si trovano poi a dover pagare, come nel caso del signor Ravazzolo, somme ingenti in relazione alla superficie dell'azienda, ma non correlata all'effettività del servizio goduto. Quindi richiediamo che l'amministrazione comunale, come ha fatto l'anno scorso, voglia stanziare una somma che l'anno scorso fu pari a 500.000 euro per abbassare il monte dei tributi dovuti e quindi una misura concreta per venire incontro a quella serie di categorie di aziende che appunto come l'autofficina del signor Ravazzolo si trovano oggi a non poter più far fronte a questo ulteriore balzello e a trovarsi quindi ancora una volta marginalizzata.